Parlare di turismo con uno sguardo rivolto all'esterno, lanciare la candidatura della Regione Veneto Regione Europea 2024, fare sintesi sull'evento olimpico e paralimpico 2026. A Longarone Fiere i padiglioni sono già allestiti per ospitare 170 imprese in rappresentanza di 200 marchi e un numero di visitatori che potrebbe superare le 5.000 presenze. Da lunedì 10 ottobre riflettori puntati sulla seconda edizione di Expo Dolomiti Oreca e Dolomiti Show, la fiera della ristorazione e dell'ospitalità turistica che si annuncia come una grande kermesse di un settore fondamentale per le Dolomiti bellunesi e di tutto il Veneto. Grande novità di quest'anno sarà Dolomiti Sport. Dolomiti Sport nasce quest'anno con vari intenti. Il primo intento è, anche qui siamo insieme con la Regione, è quello per lanciare la candidatura di Regione del Veneto a Regione Europea dello Sport nel 2024. La seconda cosa è sicuramente la promozione del 2026, un momento importantissimo per via delle Olimpiadi. Olimpiadi e Paralimpiadi con un'attenzione rivolta al tema dell'accessibilità che comporta un salto di qualità necessario per un'offerta turistica moderna. Crediamo nella formazione e la formazione avrà un ampio spazio dedicato in fiera, così come al sistema del credito collegato allo sviluppo e all'ammodernamento turistico. Presenti più di 20 tour operator internazionali a Longarone per conoscere e incontrare gli operatori del settore turistico che vogliono proporre come destinazione il Bellunese e le sue Dolomiti. Una fiera che parla di turismo, di sviluppo, passando anche per questo momento un po' difficile, lo sappiamo, dove i rincari energetici non ci aiutano, ma c'è l'entusiasmo di ripartire.